Dall'esterno sembrava un normale negozio etnico, un mini market. Una volta all'interno, però, gli agenti della polizia locale hanno trovato una vera e propria fumeria clandestina. I controlli degli agenti dei nuclei cinofilo e pronto impiego sono arrivati dopo diverse segnalazioni di movimenti sospetti riconducibili al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Una volta arrivati, infatti, gli agenti della polizia locale hanno trovato all'interno del negozio, poco distante da Via Piave a Mestre, 8 cittadini africani seduti su tavoli e sedie intenti a fumare e con bottiglie di birra a disposizione, oltre a varie dosi di marijuana, hashish e cocaina. Altre confezioni di sostanze sono state poi trovate a terra e nascoste addirittura dietro la carta da parati, individuate anche grazie all'intervento del cane antidroga Quad. Gli stranieri sono stati segnalati alla prefettura, mentre la titolare dell'esercizio commerciale denunciata per violazione dell'articolo 79 del testo unico sulle droghe, per aver allestito parte delle stanze a fumeria clandestina e aver permesso che il locale fosse luogo di ritrovo per persone dedite al consumo di sostanze. Un rapporto è stato anche trasmesso al questore per i provvedimenti di competenza. Non è infatti esclusa una sospensione della licenza per motivi di sicurezza e ordine pubblico. L'operazione dimostra ancora una volta quanto sia importante il presidio costante del territorio e il lavoro integrato tra i diversi nuclei della polizia locale, il commento dell'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce.